L'episodio portato alla luce dai carabinieri di Castelfranco è solo la punta dell'iceberg. La notizia della diffusione di un video tra migliaia di giovanissimi del Trevigiano, del Padovano e del Vicentino di una tredicenne in atteggiamenti espliciti con altri due ragazzini ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Dal materiale in possesso dei carabinieri, dagli accertamenti effettuati sugli smartphone dei ragazzi, emergono altri video e sono agghiaccianti, con altri protagonisti, anche in questo caso giovanissimi, sempre del nord Italia. In un breve filmato diventato ormai virale, di cui i militari sono entrati in possesso, è ritratta una minorenne in atteggiamenti inequivocabili con un ragazzino ed addirittura un cane. A riprendere il tutto con il cellulare un'amichetta della protagonista, che poi verosimilmente avrebbe inoltrato le immagini raccapriccianti ad amici ed amiche. Anche in questo caso le immagini si sono diffuse come un'epidemia sui telefonini di migliaia di ragazzini che a loro volta le hanno inoltrate ai rispettivi amici fino ad arrivare a Castelfranco. C'è da chiedersi a questo punto se con la consapevolezza o meno che si trattasse di un grave reato. Assieme a questo video tra gli studenti della Castellana e non solo, è stato accertato che ne girano molti altri, meno scabrosi, ma altrettanto gravi e preoccupanti. Una pratica pericolosa e devastante che si sta diffondendo sempre di più e che sta inevitabilmente attirando l'attenzione degli investigatori. Ma i carabinieri di Castelfranco continuano ad indagare sul caso che ha fatto scoppiare la bolla, quello della tredicenne all'una delle medie finita nel mirino degli amici. Un altro video, sempre dei fatti contestati e per i quali due quattordicenni e un quindicenne sono indagati per violenza sessuale e pedopornografia, è stato rintracciato e sequestrato. Stando alle testimonianze dei giovani coinvolti nell'indagine, ce ne sarebbe infine un terzo di cui i carabinieri stanno ora seguendo le tracce.